In questo passaggio di secolo è avvenuto qualcosa di incredibile nell'isola. Quando sono arrivato, all'inizio del secolo, in quest'isola ancora c'era una generazione, la mia generazione, molto strutturata, con contenuti specifici, culturali, identitari, molto ampi ed elevati spiritualmente, che si esprimeva senza nessun tipo di pregiudiziale o timore di essere provinciale in lingua sarda. Dai Sarrazza, Dottor Dre RC Posse, ai Valentia, ai Menhir, la lingua era molto viva ed era anche un valore aggiunto in quell'universo indie dell'underground, del sommerso isolano. In ogni dove c'era chi sviluppava la propria cultura locale. Anche dal punto di vista delle arti visive, ogni comunità, ogni comune aveva i suoi artisti di riferimento, figli della cultura di quel luogo e di quel territorio. Oggi nel 2018, in rotta di destinazione verso il 2019, tutto questo sembra essere stato sommerso anzitempo, come se fosse stato spazzato via da un incredibile tsunami. Anche sulla scena trap isolana e cagliaritana le eccezioni di Limba sono poche. A me personalmente viene in mente soltanto Mandrone, che mi piace molto perché è un'anomalia proprio dal punto di vista del trap in Europa e in Italia, nella sua caratterizzazione culturale e linguistica cagliaritana. Però, di fatto, come si dice, una rondine non può far primavera.